Buongiorno e benvenuti all'ultimo focus di quest'anno, l'ultimo focus che vogliamo dunque chiudere in bellezza e quindi l'abbiamo voluto dedicare ai tesori della nostra isola, luoghi, tradizioni, mestieri, opere d'arte, ma anche persone, esseri viventi, depositari di antichi saperi, in una parola beni materiali e immateriali che sono fragili, effimeri, rischiano di perdersi, di essere dimenticati e pertanto dal 2005 esiste in Sicilia un registro delle eredità immateriali, il REIS, che raccoglie e tutela questi beni. Ce ne sono ad oggi 360, ogni anno ci sono delle new entry e oggi noi parliamo proprio di questo. Intanto con una delle new entry, il maestro liutaio Giuseppe Castorina, liutaio è lui stesso tesoro umano vivente. Benvenuto maestro. Buonasera, sono però Severini, non Castorini. Sì, Giuseppe Severini, certo, mi sono confusa. Benvenuto. Castorina invece è con noi in studio. Antonio Castorina, lei non è un tesoro vivente, no, ma è presidente del Centro Studi Aci Trezza, un luogo che invece ne racchiude ben 6 di questi siti da tutelare, una concentrazione altissima. Sì, probabilmente la più alta in Sicilia, soprattutto perché si concentrano tutti quanti nell'area del porto. Allora, voglio tornare adesso dal maestro Severini. Intanto, prima di sentire questa clip in cui sentiamo anche i suoni della natura, voglio chiederle come ci si sente ad essere un tesoro umano vivente. Si sente la responsabilità di questa situazione, perché essere tesori umani vuol dire mandare avanti questi saperi, portarli avanti alle nuove generazioni e non è facile. Allora, lei è un maestro liutaio, un esperto, un cultore di musica medievale, ma anche dei suoni della natura. Allora, sentiamo questa breve clip e poi torniamo per continuare a parlare con lei. Ecco, maestro, l'abbiamo vista appollaiato su una roccia emergere dalle acque per suonare questi strumenti che ci tramandano dei suoni che sembrano veramente arrivare dal passato, dall'antichità. E sono infatti dei suoni arcaici, suoni prodotti con oggetti naturali come le conchiglie o con strumenti musicali molto semplici come la lira ad arco che avete intravisto, e sono delle oppure un sammaruni, che sarebbe quella specie di clarinetto, sì, primitivo, che fa parte della tradizione siciliana. Sono tutti strumenti che io ho studiato nel corso della mia ricerca sui suoni antichi. Diciamo in una breve presentazione che lei non è siciliano, è nato a Milano da genitori del sud, poi è arrivato qui, adesso vive a Randazzo dove ha fondato anche una casa della musica ed un'associazione, e molti di quegli strumenti li costruisce lei stesso con le sue mani. Noi siamo stati nel suo laboratorio. Sì, esattamente. Mia madre è di Messina. Io ho sempre, pur essendo nato a Milano, amato moltissimo le origini familiari, e da 30 anni vivo a Randazzo, e ecco che qua si vede, qua siamo a casa dalla sua. Finestra, sì, dal mio laboratorio si vede la Valle dell'Alcantara. Che cosa costruisce in questo laboratorio? Costruisco dei liuti e dei rabab, che sono degli strumenti a corde che si trovano raffigurati nella Cappella Palatina di Palermo e nelle pitture della cattedrale di Cefalù.
Quanto tempo ci Qui vuole si per vede costruire uno di questi strumenti? E come ha imparato lei quest'arte? Io l'arte l'ho imparata rubando il mestiere a destra e a manca per tutta Italia. Partendo da Milano dove ho studiato, dove ho studiato storia medievale, musica e altre cose, poi ho cominciato a costruire incontrando tanti maestri davvero lungo tutto lo stivale. Quindi sono arrivato però a costruire questi liuti, ecco come quello che vedete qua, Sì. con una particolarità. Qua non si vede la palma perché è ricoperta da una imprimitura di gesso e colla di coniglio che ho messo, ma è scavato in legno di palma con la tavola armonica in pelle, le corde sono di budello e seta. E la caratteristica degli Uti di Palermo è questa fascia, Sì. che vedete, questa fascia traforata in lamerino di ottone, un po' come quello dei pupi, con cui si fanno i pupi, ed è la mia sperimentazione più avanzata, cioè utilizzare la palma per fare il corpo dello strumento, è un pezzo unico. Sì. Ed è scavata, è un blocco unico scavato, e la palma quando è bagnata ha grande possibilità di lavorare senza troppe difficoltà, e io in 2 settimane riesco a fare un liuto. In 2 mentre con un settimane. legno normale ci metterei il doppio. Allora, maestro, fra qualche minuto le chiederò di accennarci qualcosa, penso un brano di musica antica o medievale, ma intanto voglio andare da Antonio Castorina, perché abbiamo sentito appunto nella clip iniziale il maestro che suonava una conchiglia emergendo dalle acque, e anche voi ad Aci Trezza avete i suonatori di brogne che non sono altro che delle conchiglie. Quindi è una tradizione molto diffusa. Esattamente, tra l'altro rilegandomi anche al maestro sul discorso del legno, le brogne e il legno sono il leitmotiv delle nostre iniziative ad Aci Trezza, perché le brogne sono delle conchiglie lavorate che devono essere appunto... Ti interrompo perché le sentiamo un attimo, sì, e poi ne parliamo. Sentiamo allora i suonatori di brogne di Aci Trezza. Antonio, in che occasioni vengono suonati? Questo in particolare è la suonata che è stata fatta per il solstizio. Noi in pratica abbiamo creato questo gruppo, Brezza, Brogne di Trezza, che serve per tramandare quest'arte, perché la brogna, dalle nostre parti almeno, è uno strumento prettamente marinaro, lo usavano i pescatori per comunicare tra loro. Seppur comunque è uno strumento anche pastorale, abbiamo visto dal maestro, lo utilizzavano anche i pastori, i pecorai, da noi naturalmente era marinaro. Però al di là di questo, ormai ci sono le strumentazioni, i telefoni per comunicare, abbiamo deciso di creare questo gruppo affinché si possa tramandare quest'arte. Quindi, come avete visto, ci sono tante persone di tantissime età. Abbiamo anche una bambina di 6 anni, Vittoria, che sta iniziando a suonare la brogna, e noi la utilizziamo 4 volte l'anno per gli equinozi e per i solstizi. Abbiamo ripreso, grazie alla collaborazione con le associazioni di Aci Trezza, nello specifico con l'associazione Upi Sciammari, abbiamo ripreso a far suonare le brogne all'apertura e alla chiusura d'Upi Sciammari stesso, che comunque è un'altra delle manifestazioni iscritte nel RACE. Sì. Ecco, stiamo vedendo, penso stanno preparando le altre immagini. Anzi, appunto, tra l'altro la prima delle iniziative iscritte nel RACE di Aci Trezza. E poi vengono suonate anche in occasioni fuori dal discorso marinaro o solstizi ed equinozi, ad esempio anche quando c'è un'inaugurazione di una piazza viene richiesta la presenza di suonatori di brogna, quando c'è un'iniziativa particolare viene chiesta la presenza di suonatori di brogna, è diventata la voce di Aci Trezza. Maestro Severini, torno da lei per chiederle, qui abbiamo visto i suonatori di brogna, sono anche, diceva, bambini di 6 anni, ecco, lei ha degli allievi per esempio che possono tramandare questo sapere?
Io ho un unico allievo, ho avuto degli apprendisti, delle persone che hanno frequentato il mio laboratorio in passato per breve tempo. Poi ho un allievo, Salvatore Scandurra di Paternò, che invece si è applicato molto di più, ha 38 anni e mi auguro che vada avanti in futuro con quest'arte. Ma mentre lei recupera questi strumenti e questi suoni antichi, la musica oggi si smaterializza sempre di più, ormai quasi tutti suonano musica digitale. Ecco, cosa ne pensa lei della musica elettronica? Penso che fa parte della trasformazione del nostro mondo. Non penso niente Possono convivere tutte particolare. queste espressioni musicali, ecco. Ah, certo, conviveranno sicuramente. Allora, ci vuole accennare qualche nota sullo strumento che sta tenendo in mano? Sì, questo è un rebab, questo è un simbolo della Sicilia antica, c'è il cane Pirneco qua, ma non c'è niente di inventato, perché io le prendo dalle pitture del XII secolo della Cappella Palatina. Questo guscio è fatto in ceramica e ricorda il guscio del pistacchio quando si apre, qua si vede Sì. questa fessura. Poi diciamo ha la pelle come dei tamburelli, ha questa fascia come le armature dei pupi e la tastiera in olivo. Si suona con l'arco. Adesso vi faccio sentire proprio due note precise perché mi organizzo. Maestro, la interrompo perché credo che il suono arrivi anche un po' distorto dal collegamento Skype, quindi anche un po' peccato. Ma lei tiene concerti spesso, no? Un po' ovunque, la chiamano dappertutto. Negli ultimi tempi, siccome mi sono concentrato moltissimo sulla ricostruzione di questi strumenti che non esistevano prima, ho suonato poco, ma mi riprometto con l'anno prossimo e in futuro di fare proprio degli spettacoli che avranno come protagonisti questi strumenti e questi suoni. Allora ringrazio il maestro Giuseppe Severini, collegato da Randazzo, Grazie maestro liutaio e tesoro umano vivente. Tanti auguri e speriamo di poterla incontrare in una di queste piazze nei prossimi giorni. Mi farà molto piacere. Noi ci fermiamo, adesso c'è una pausa per la pubblicità e poi andremo a parlare addirittura di un giardino impossibile. A tra poco. Prima qualche immagine generica. Buongiorno e benvenuti alla seconda parte di questa trasmissione che stiamo dedicando ai tesori iscritti nei beni, nel registro delle eredità immateriali, che è un registro, una sorta di UNESCO nostrana per tutelare tutti quei saperi, quei folklore, tradizioni parlate che rischiano di perdersi. Abbiamo detto che a Citrezza c'è una concentrazione altissima, ben 6 di questi beni tutelati, che tra l'altro sono anche racchiusi fisicamente in un unico luogo. Sì, sono racchiusi nel luogo del porto storico, tant'è che il 24 di giugno è possibile vederle tutte quante insieme. La particolarità è che non è solamente una mera raccolta di beni, ma in realtà questi beni per Citrezza sono molto importanti. Ci sono delle associazioni che li custodiscono e da circa un anno vi è un protocollo d'intesa che coordina queste associazioni, ha fatto sì anche di organizzare varie iniziative per far conoscere questi beni immateriali e quindi mette assieme, ad esempio, la festa di San Giovanni Battista, quindi la commissione, Upisci a Mari, ma anche i mastri d'ascia, perché da Citrezza nel porto abbiamo la fortuna di avere ancora un cantiere attivo che lavora alla maniera tradizionale e abbiamo anche noi un tesoro umano vivente che è Turi Rodolico, ma abbiamo soprattutto le barche in legno che sono riconosciute come un bene immateriale e la particolarità è che grazie a questo riconoscimento il Comune di Aci Castello ha dato uno spazio
prevalentemente per questi manufatti all'interno del porto stesso, quindi non è solamente un discorso culturale ma anche qualcosa di più, è tutela reale, quindi questa è l'importanza. E tutela è anche turismo e anche attrazione. Assolutamente sì, infatti anche degli artisti internazionali, penso ad esempio a Alvaro Soler, ultimamente sono venuti a fare dei videoclip proprio all'interno del cantiere Rodolico sopra le barche in legno Trezzote, quindi c'è anche un livello turistico e culturale molto alto. Ecco, stiamo vedendo le immagini di repertorio del maestro Dascia. Sì, come diciamo prima, il legno ad Aci Trezza è molto importante perché loro lavorano ancora alla maniera tradizionale, utilizzano il legno, utilizzano il calafato, quindi non la resina. Le barche sono state riconosciute per questo, perché sono le barche che descriveva Verga, che abbiamo viste nella terratrema e che continuano a dare l'immagine di Aci Trezza che tutti conoscono, che è appunto quella con le barche in acqua. Adesso prego la regia di farci vedere questa clip dedicata a un giardino impossibile che però una famiglia di imprenditori illuminati ha reso possibile. Guardiamolo e poi lo commentiamo insieme. Già questi suoni e queste immagini creano una suggestione pazzesca. Nunzio Campo in collegamento, siamo a Favignana, dobbiamo dirlo, il Giardino dell'Impossibile si trova a Favignana, ma perché l'avete chiamato impossibile? Buongiorno, io purtroppo vi sento un po' male a tratti, ho colto comunque la domanda e quindi perché si chiama Giardino dell'Impossibile. Esatto. Quindi rispondo, diciamo che quando mia madre si è approcciata al recupero di queste cavità, di queste cave, di queste ex cantieri miniere di estrazione della pietra locale favignanese, la calcarenite, ovviamente è stata una impresa onerosa in termini di energie fisiche e anche economiche, e la calcarenite è sabbia, per cui l'idea di poterci anche impostare un giardino era considerata da tutti coloro i quali conoscevano mia madre una appunto impresa impossibile. Tra l'altro diciamo sì, che questo giardino si trova a ipogeo, ovvero è al di sotto del livello, diciamo, del mare. È al di sotto del livello stradale, quindi cioè di sotto del piano di campagna cosiddetto. Sono delle cave, ex cave di pietra, quindi in stato di abbandono, perché è un'attività, quella dell'estrazione della pietra favignana, che si è durata per 5 secoli circa, ma anche da prima si estraeva. Comunque nel Novecento questa attività, verso la fine del Novecento, questa attività chiudono i cantieri. Quindi le cavità tutte quante sparse sull'isola restano in abbandono, in stato di abbandono. Queste di proprietà della mia famiglia erano in particolare, come tante altre, completamente piene di detriti, completamente letteralmente in stato di abbandono, colme addirittura proprio di cumuli di sabbia, di sfridi, di cava. Quindi è stato fatto un lavoro annoso,
di recupero, appunto, Certo. e successivamente l'idea di valorizzare. In realtà le cose si combinano, cioè Ecco, il giardino valorizza le cave valorizzano il giardino. so che È ci una sono scusa. oltre 400 piante, Sì, non sì. tutte locali, perché ho letto che sua madre è No. andata in giro per il mondo a cercare queste Sì, essenze, una per sì. una. Moltissime piante vengono, non sono, ecco, della macchia mediterranea, vengono da fuori, sono dell'ambito tropicale, subtropicale. Diciamo che non c'è stata mai una ricerca vera e propria. Noi, dico sempre anche ai visitatori del giardino, non siamo degli esperti di botanica, non ci permettiamo, però la passione di mia madre per il giardinaggio, diciamo così, e per la natura l'ha portata, sì, sempre a scegliere le piante in base alla forma, a cosa la ispirava, il colore, i fiori, soprattutto rose, le plumerie, gli hibiscus. E poi, cioè, diciamo, in particolare non ama non ama molto le piante grasse, con le succulente, però per il resto si è arricchito e continua ad arricchirsi Ecco, voi di siete piante. come il maestro Severini, siete una new entry del registro delle eredità immateriali che è composto di più libri, voi siete negli spazi simbolici. Ecco, che significa questa dicitura, questo libro, lo spazio simbolico? Aspetti che la sento male purtroppo, quindi non ho sentito una Spazio domanda. simbolico, la vostra Spazio categoria, simbolico. ecco, cosa significa Sì. in questo caso? Spazi simbolici e del lavoro, insomma, comunque sì, simbolici, direi, insomma, le cave famiglianesi sono state l'astrazione della pietra è stata un'attività, come dicevo prima, secolare, molto importante, insomma, l'economia dell'isola, oltre che sulla pesca del tonno, si è basata moltissimo sulla estrazione. Erano centinaia le persone che lavoravano in questi cantieri, prima come singoli individui, poi anche come gruppi, all'accrescersi della fama, insomma, di questa Certo, pietra e quindi è chiaro. dell'esportazione. E Allora, intorno a tutto questo, dica. sì, no, volevo chiedere ad Antonio Castorina, è un'impresa un po' impossibile in generale in Sicilia tutelare certe volte i beni culturali, i beni architettonici, le bellezze. Voi con le vostre associazioni che compongono il territorio e che sono tra l'altro coordinate ci state riuscendo e fra l'altro anche tu sei molto giovane, quindi questi saperi si tramandano anche attraverso le nuove generazioni. Assolutamente sì, noi siamo un'isola felice in questo senso perché proprio la zona del porto dove insistono le 6 iniziative ha avuto prima la lotta per decementificare un'area dei basalti colonnari che sono le prime eruzioni etnee, quindi in realtà la tutela dei beni culturali da noi parte almeno dal 2002, quindi è stato un continuum dai basalti colonnari al cantiere Rodolico alle 6 iniziative e la fortuna è che insieme a noi hanno continuato il cammino varie persone, quindi non è solamente passione e volontà che servono, ma è anche competenza. Abbiamo dietro ultimamente anche delle ragazze che sono più giovani di me, Elena Buonaccorso, Francesca Buonaccorso, Grazia Nicotra, che ci stanno seguendo, ci hanno dato una grande mano perché ognuno con la propria competenza e con la propria professionalità riesce poi a dare qualcosa al Centro Studi Aci-Trezza, ma anche poi al coordinamento delle associazioni. Purtroppo il tempo è finito, allora ringrazio Nunzio Campo del Giardino dell'Impossibile e di una famiglia di imprenditori illuminati, ringrazio Antonio Castorina, presidente del Centro Studi Aci-Trezza, che porta avanti queste iniziative per tutelare i vostri beni, che poi sono i beni di tutti. Noi ci fermiamo, grazie per averci seguito, ci fermiamo qui con l'augurio di un 2025 ancora carico di tante bellezze.